Caccia alla banda di professionisti che ha messo a segno il colpo da record a Palazzo Ducale, in campo una task force di investigatori da Roma per bloccare i ladri capaci di beffare tutti. Prima ha accoltellato la compagna, poi ha caricato in auto la figlia di 6 anni ed ha fatto perdere le sue tracce. Macellaio 38enne preso stamane dopo una caccia all'uomo, la donna è grave, il dramma nel Vicentino. Omicidio di Valeggio, sarebbe stata uccisa con dei colpi in testa da qualcuno che conosceva la donna marocchina fatta a pezzi. Aperto un fascicolo a carico di ignoti. Domani pomeriggio a Cavarzano il funerale della 55enne bellunese morta travolta da un'onda durante la vacanza in costiera amalfitana, la salma rientrata ieri sera. Rimorchio di un tiro a fuoco, paura all'alba lungo la 4 nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana in direzione Venezia, intervento dei vigili del fuoco, autostrada riaperta alle 8:30. Esattamente 10 anni fa la tragedia di Los Roques, l'inabissamento dei velivoli con all'interno la famiglia Durante. Stasera 20:10 il ricordo, ma anche la rabbia di Romolo, il papà di Bruna, che non ha mai smesso di lottare per riavere le salme. Si chiama Almerino Mascarello ed è veneta, la prima donna italiana a testare una speciale mano bionica capace di restituire il senso del tatto. L'intervento d'avanguardia eseguito nel Policlinico Gemelli di Roma. Telespettatori del Tele 3, buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre parlando subito del colpo che ha fatto parlare tutta Italia, il colpo da record al Palazzo Ducale a Venezia, ve l'abbiamo raccontato ieri, un colpo davvero incredibile anche perché i ladri a cui sta dando la caccia la polizia hanno beffato letteralmente tutti. Stamane una conferenza stampa che è terminata da poco a Venezia da parte del questore con la presentazione anche di una task force di investigatori specializzata proprio in questo tipo di furti. Allora ci colleghiamo subito con la nostra Ilaria Marchiori che vedo in compagnia del questore per gli ultimi aggiornamenti. Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori, siamo qui come già anticipato insieme al questore di Venezia. Si è da poco conclusa la conferenza stampa per fare un po' il punto soprattutto sulle indagini. È arrivata una squadra specializzata proprio da Roma, un team di esperti che tra l'altro ha anche già lavorato e ha avuto dei successi notevoli alle spalle come quello di Castelvecchio. Sì, assolutamente, una squadra di esperti, hanno già riportato successi in precedenti operazioni investigative e quindi il Dipartimento ha ritenuto di mandare i migliori a livello nazionale per risolvere questo caso. Ecco, abbiamo detto ladri professionisti e sicuramente più di due. È sicuramente un team, stiamo lavorando per capire come si sono mossi, le dinamiche, ed è una indagine lunga e meticolosa. State lavorando su più percorsi? Sì, abbiamo 4 direttrici e le stiamo analizzando in maniera attentissima. Come possono aver agito così in pieno giorno in mezzo ai visitatori della mostra? Sono professionisti e hanno trovato il punto debole, sebbene tecnologicamente la struttura fosse ad altissimi livelli di sicurezza. I professionisti sono quelli che riescono a superare anche gli ostacoli più impervi. Come si possono smerciare i gioielli che sono stati rubati, gli orecchini e la spilla? Non sono un esperto nel settore, ma immagino che ci siano dei canali conosciuti dove possono vendere questi pezzi o darli a gioiellieri e orafi che riescono a smontarli e a trasformarli. Grazie. Nicola, come avete sentito le indagini si stanno svolgendo a 360 gradi, a tutto campo. Se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Quello del Palazzo Ducale è sicuramente un fatto clamoroso ma non senza precedenti a Venezia. È impossibile di fronte a queste immagini non tornare con la mente a quanto accaduto nel marzo scorso a pochi metri di distanza da Palazzo Ducale. Lo ricorderete, il tentata rapina in pieno centro storico, in piena piazza San Marco con i fumogeni.
Dall'ultimo episodio, Piazza San Marco di nuovo violata dalla criminalità organizzata. Risale al 17 marzo del 2017, il precedente più clamoroso, almeno in tempi recenti, di banditi che hanno preso di mira l'area più preziosa e delicata di Venezia. Le immagini della tentata rapina in una gioielleria all'ombra del campanile avevano fatto il giro del mondo, suscitando non poche polemiche per la facilità di attaccare una zona così sensibile dove i livelli di sicurezza dovrebbero essere al massimo. La pronta reazione del personale del negozio e di un turista che dall'esterno si era accorto di quanto stava avvenendo e aveva allertato le forze dell'ordine impedì al comando di professionisti di impadronirsi del bottino. Per coprirsi la fuga i banditi avevano azionato dei fumogeni scatenando il panico tra la nutrita folla di turisti presente in piazza. A distanza di 10 mesi quella vicenda non è ancora conclusa. La lunga indagine dei carabinieri ha progressivamente ristretto il cerchio intorno all'identità dei rapinatori. Si tratterebbe di un noto gruppo di pregiudicati originari dell'Europa dell'Est. Alcune impronte digitali lasciate da uno di loro sul luogo del delitto, seppur parziali, potrebbero costituire l'indizio principale per risalire all'identità dei predoni, che secondo alcune indiscrezioni avrebbero nel frattempo lasciato il paese per sfuggire alla caccia dei militari. Ed ora il dramma consumatosi le scorse ore, ieri sera ad Altavilla Vicentina, con una 37enne accoltellata dal convivente, un macellaio che poi è scappato con la figlia di 6 anni. Prima ha accoltellato la compagna, poi ha caricato in auto la figlia ed ha fatto perdere le sue tracce. Non era la prima volta che il macellaio 38enne e la compagna, una moldava di 37, litigavano. Alle 17 di mercoledì la lite è però sfociata in un accoltellamento. Diverse le coltellate che il 38enne avrebbe rivolto alla compagna scappata in strada per sottrarsi alla violenza. Mentre gli automobilisti tentavano di prestarle i primi soccorsi e qualcuno chiamava il SUEM, l'uomo si sarebbe allontanato con la sua Golf, portando con sé anche la figlia di appena 6 anni. Su di lui pende l'accusa di tentato omicidio. I carabinieri hanno esteso le ricerche all'intera regione. L'obiettivo è quello di rintracciare in fretta la Volkswagen Golf con cui l'uomo ha lasciato l'appartamento di Viale Verona in cui da anni viveva con la sua compagna. La donna nel frattempo è stata ricoverata all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni sono critiche e in queste ore si è reso necessario un nuovo intervento chirurgico. Ed è stato trovato l'aggiornamento di poco fa, che è stato trovato questa mattina nascosto nell'auto in un campo di Bagnolo San Vito nel Mantovano, il 38enne che ieri sera ha accoltellato la compagna nella casa di Altavilla Vicentina ed è fuggito via in auto. I carabinieri hanno individuato e bloccato il macellaio attorno alle 10 di questa mattina. Con lui la figlia, che è stata portata via in ambulanza perché le è stato riscontrato un principio di assideramento. L'uomo, il 38enne, verrà sottoposto a fermo per tentato omicidio e sequestro di persona. Il giallo adesso di Valeggio sul Mincio, il giallo della donna fatta a pezzi, Kadia Bencheik, la marocchina di 46 anni, il cui corpo ovviamente smembrato è stato trovato in un campo a Valeggio sul Mincio il 30 dicembre scorso, sarebbe stata uccisa da una persona, da qualcuno che conosceva, un delitto sul quale gli inquirenti stanno cercando di fare luce. Il PM ha aperto un fascicolo contro ignoti, ancora nessun nome è stato iscritto nel registro degli indagati. Intanto, secondo i primi esiti dell'autopsia eseguita sui resti della vittima, la donna sarebbe stata colpita violentemente alla testa con un corpo contundente che le avrebbe provocato gravi danni al cervello. E adesso la tragedia di Amalfi, la tragedia della turista bellunese che è stata risucchiata da un'onda, l'incredibile vicenda avvenuta in costiera amalfitana. Nella serata di ieri il rientro della salma a Belluno e domani i funerali della donna. Domani sarà il giorno dell'addio, del cordoglio, il giorno in cui amici, parenti, colleghi si stringeranno nella chiesa di Cavarzano per salutare per l'ultima volta Mariangela Calligaro. La turista bellunese è morta martedì mattina durante una passeggiata lungo un percorso caratteristico della costiera amalfitana. La donna, insieme al compagno Nicola Talamini e ad un'amica Nicoletta Bressa, sorella del parlamentare Gian Claudio, è stata travolta da un'onda che l'ha trascinata in mare. Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi di Nicola Zeggio, marito di Nicoletta Bressa, l'unico ad essere stato risparmiato dalla furia dell'acqua, il primo ad essersi tuffato in mare dopo aver lanciato l'allarme. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la 55enne non c'è stato purtroppo più nulla da fare, salvi invece il compagno e l'amica. Sotto shock i colleghi di Mariangela che l'attendevano in ufficio dopo l'Epifania. Quella che doveva essere una vacanza in uno dei posti più belli d'Italia si è trasformata in un incubo.
La salma è partita ieri sera da Amalfi e ha fatto rientro a Belluno. Domani pomeriggio alle 15:15 nella chiesa di Don Bosco di Baldenic, l'addio alla donna. A proposito di ultimo addio, saranno insieme anche nell'estremo addio in un solo funerale ad Arzignano Luca Bortolaso ed Alex Ferrari, i due fidanzati di 21 anni morti soffocati dal monossido di carbonio nella casa di montagna di Ferrara di Monte Baldo nella giornata di martedì. La decisione è arrivata ieri pomeriggio su esplicita richiesta delle famiglie. Il rito funebre si terrà domani alle 14:30 e dunque un ultimo addio insieme per i due giovani, appunto, che vittime di questa tragedia avvenuta a causa di un braciere che era stato acceso per scaldarsi. E adesso nella Marca trevigiana per un altro dolore che ha scioccato una comunità, quello di una mamma morta di tumore al seno a Povegliano. Morta di malattia a 34 anni, Povegliano darà domani l'ultimo saluto a Claudia Cecchetto, giovane mamma di un bambino di appena 5 anni, morta il 1° gennaio dopo aver a lungo combattuto contro il tumore al seno che le era stato diagnosticato nel 2014. Amore mio, hai scelto di diventare un angelo proprio durante le feste che amavi tanto. Il Natale riusciva sempre a trasmetterti una felicità infinita. Ti prometto che sarà sempre così. Ogni Natale sarà il nostro Natale. Con queste parole il marito, Luca Benedetta, ha voluto salutare la compagna originaria di Santabona a Treviso. Si era sottoposta a interventi chirurgici, pesanti terapie, poi la recidiva, ancora trattamenti. Le sue condizioni, già critiche, sono precipitate proprio durante le feste. I funerali domani pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Povegliano. Parliamo di strade adesso, di sicurezza stradale, di disagi, o meglio paura anche per quanto accaduto all'alba di oggi lungo il tratto friulano dell'autostrada A4 in direzione di Venezia, un tratto chiuso per alcune ore fino alle 8:30 di stamane a causa di un incendio divampato sul rimorchio di un tir. Il camion era partito da Udine e diretto a Reggio Emilia con un carico di bulloni, ha avuto un problema intorno alle 4:30 poco prima dell'uscita di Latisana. Il conducente è riuscito a fermare il mezzo in una piazzola di sosta e a staccare il rimorchio che poi ha preso fuoco. Sono giunti sul posto i vigili del fuoco di Latisana e Cervignano che hanno spento le fiamme. Il fumo ha invaso la carreggiata, è stata chiusa nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, intervento anche di Autovie Venete. Il tratto è stato riasfaltato nonostante non abbia subito evidenti danni. L'autostrada è stata riaperta soltanto alle 8:30 del mattino in direzione Venezia. A proposito di strade, il tragico incidente a Conselve con un operaio investito da un'auto. Una manovra fatale, tragico incidente sulla Conselvana, a perdere la vita un romeno di 49 anni investito da un'auto mentre stava rincasando in sella alla sua bici dopo il lavoro. La tragedia è lungo la trafficata provinciale che unisce Bagnoli a Conselve all'incrocio tra via Sant'Eurasia e via Palù. Per causa ancora in corso di accertamento, il 49enne è stato investito da un'utilitaria che proveniva dalla stessa direzione e che si è scontrata sul lato destro con la ruota anteriore della bicicletta. L'operaio è stato sbalzato sul cofano, ha battuto violentemente la testa e poi è finito a terra morendo sul colpo. I carabinieri stanno ricostruendo la esatta dinamica dell'incidente. Resterà chiuso, per ora chiuso al traffico, il sottopasso danneggiato ieri a 2 Carrare da un trattore, problemi anche in A13 dove in quel tratto resta chiusa la corsia di emergenza. Il danno è evidente, 3 travi portanti del soffitto del cavalcavia della A13, sottopasso di via Campolongo a 2 Carrare. Per una di queste, quella centrale, il danno è pesante, resterà chiuso per almeno un mese questo tratto di strada provinciale, dopo l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì, quando un trattore con rimorchio al traino che trasportava un grosso escavatore ha urtato con il braccio della palla il sottopasso, pare per una dimenticanza. Il braccio non era stato completamente abbassato. Problemi anche in A13 dove è nato un restringimento di carreggiata che resterà attivo per tutta la durata del cantiere. Già al lavoro i tecnici dei vigili del fuoco e dell'autostrada che in queste ore stanno completando le verifiche, ma per imbracatura e asciugatura non ci vorranno meno di 30 giorni. Incommiabile il senso civico dell'autista del trattore, ha raccontato il sindaco Davide Moro, si è fermato ed ha avvisato carabinieri e vigili del fuoco, altrimenti poteva andare in ben altro modo. Adesso parliamo di un intervento d'avanguardia che ha coinvolto una donna, la prima italiana
a sottoporsi a questo intervento ed è veneta, si chiama Almerina Mascarello ed è la prima donna italiana a testare una speciale mano bionica capace di restituire il senso del tatto. L'intervento è stato eseguito nel giugno del 2016 nel Policlinico Gemelli di Roma dal gruppo del neurochirurgo Paolo Maria Rossini. Emerge ora questa notizia dopo mesi di sperimentazione della donna e i risultati appunto che verranno pubblicati in una rivista scientifica internazionale. Abbiamo operato e seguito dal 2009 fino ad ora 5 persone nel corso della sperimentazione di una mano bionica in grado di restituire il senso del tatto, e Almerina è stata la prima donna, la prima italiana, la prima a indossare questo impianto, una vicenda che è finita anche nelle TV internazionali come la BBC che ha seguito il caso. La donna ha indossato l'impianto per 6 mesi anche al di fuori del laboratorio, è andata al ristorante, ha raccolto dei fiori, dice il dottor Rossini, un'esperienza appunto che la donna ha raccontato anche alla BBC dicendo è quasi come se fosse tornata di nuovo la mia mano. Dunque un intervento incredibile che vede una donna veneta come la prima donna italiana a indossare questa protesi bionica alla mano. E a proposito di futuro, certamente si tratta di cose diverse, un nuovo futuro è quello che si chiede anche alle palazzine abbandonate di Vianelli. Siamo a Padova, le palazzine abbandonate dal muro alzato ormai nel lontano 2006 dal comune, oggi sono ancora così, ma il sindaco vorrebbe abbatterle per costruirci la nuova questura di Padova. Da Bronx cittadino a presidio della sicurezza, la nuova questura potrebbe sorgere in via Anelli e in cambio il comune otterrebbe la proprietà dell'ex caserma Prandina di Corso Milano. L'idea è del sindaco di Padova Sergio Giordani, i contatti con l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'Interno sono già avviati. Resta il nodo più difficile da sciogliere, quello di mettere d'accordo i tanti proprietari immobiliari che da anni resistono nell'ottenere il prezzo di vendita più alto possibile dei loro appartamenti. Da mesi si parla dell'interessamento del comune per l'area dell'ex caserma Prandina, 35.000 metri quadri in pieno centro, sulla cui destinazione però al momento non c'è ancora una scelta definitiva. Adesso la pubblicità, poi torneremo a parlare del caso dei sacchetti biodegradabili, ma anche di un giovane che grazie alla lingua veneta ha trovato lavoro all'estero. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. È un po' la prima disputa, dibattito anche molto presente sui social in questi primi giorni del 2018 tra favorevoli e contrari, la questione dei sacchetti a pagamento biodegradabili nei supermercati per legge da una direttiva europea. Allora continua il dibattito e continua la polemica. Intanto i fruttivendoli dell'Ascom a Treviso non si sono fatti trovare impreparati e hanno rispolverato i vecchi sacchetti di carta. Dibattiti sui social, dubbi sull'effettivo beneficio sull'ambiente, addirittura prese di posizione politiche. I nuovi sacchetti biodegradabili a pagamento in negozi e supermercati continuano a far discutere, ma c'è anche chi, come i rivenditori di frutta e verdura dell'Ascom di Treviso, ha aggirato l'ostacolo, mettendo in campo, nella disfida tra sacchetto di plastica e riciclabile, un terzo incomodo. 2 mesi a sta parte abbiamo optato per la carta, quindi abbiamo fatto dei sacchetti logati col logo del Confcommercio e il gruppo alimentare trevigiano, perché sapevamo che far pagare i scioperini per ogni prodotto, per ogni vegetale che veniva adoperato diventava un costo non facilmente sopportabile dal cliente. E chi va a comprare la frutta e verdura cosa sceglie? Per il momento siamo 50-50, noi quando entra il cliente andiamo direttamente sulla carta, poi se il cliente dice ma sarebbe meglio lo scioperino, noi lo facciamo capire che costa 3 centesimi. Qual è la reazione? Ma il 90% torna alla carta. Rivenditori della Confcommercio che hanno anche studiato le mosse della grande distribuzione, andando a verificare tipologia e costo dei sacchetti distribuiti in 8 ipermercati, dove spesso ci si lamenta che le buste biodegradabili si rompano con facilità, altro che riutilizzarle. Noi abbiamo visto che adoperano degli shopper molto scadenti che si rompono subito, e da quello che abbiamo capito dai vari fornitori la provenienza è cinese, quindi hanno guardato sicuramente al risparmio, ma come qualità credo proprio non ci siamo. In questo scenario c'è anche chi, in barba alla normativa, fa come si faceva una volta. Se magari un'anziana arriva con una sportina o con un cesto, è ben accetta.
Insomma, si torna alle tradizioni. A proposito di tradizioni, c'è un giovane trevigiano di 22 anni che vive in Olanda, che parla 3 lingue straniere, ma la sua lingua madre è il veneto. Ha scritto così nel curriculum vitae presentato per cercare lavoro e grazie anche a questa particolarità in Olanda ha trovato lavoro. Da 4 anni vive in Olanda, paese dove si è integrato perfettamente. Andrea Tommasi, 22 anni, dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico Levi di Montebelluna, ha scritto il suo curriculum vitae. Alla voce lingue parlate ha scritto il veneto, attirando l'attenzione del direttore dell'hotel 5 stelle extra lusso Ramanda nel paese dei tulipani. Così, dopo un colloquio dove il 22 anni ha spiegato del suo paese, Riesepio X, della sua lingua, appunto il veneto, ha trovato il lavoro. Andrea ora si sta laureando in scienze politiche e relazioni internazionali proprio all'Aia, sede del Tribunale internazionale per i diritti dell'uomo. Il lavoro all'hotel gli ha permesso di continuare gli studi ed ora potrà cercare un'altra occupazione. Il ragazzo ha sempre mantenuto un rapporto prediletto con la sua terra e dice: per un veneto non c'è niente di strano nel far comparire nel proprio curriculum europeo alla voce lingue parlate il veneto. Ho imparato a scuola continua il tedesco, lo spagnolo e l'inglese e al lavoro l'olandese. Non capisco perché dovrei omettere la lingua che parlo a casa e con la quale sono cresciuto. Ci avviciniamo ormai ai tradizionali panevin in tutto il Veneto, chiamati in modo diverso, ovviamente Pirola Parola e panevin eccetera eccetera, il brusa alla veccia. Ci sono polemiche, lo sappiamo, su regolamentazioni, c'è qualche panevin che non ci sarà un po' in giro nelle varie province, ma un appuntamento fisso è il brusa alla veccia in Prato della Valle a Padova, che quest'anno viene anticipato al 5 gennaio. Calze piene di dolciumi, giochi e animazione, poi la tradizionale accensione della pira per il blues alla veccia. Prato della Valle si prepara per la manifestazione che chiude queste festività, quest'anno occasionalmente anticipata al 5 gennaio per consentire sabato 6 il mercato. Intanto la Befana, o meglio le Befane, sono già arrivate in città. Tutti gli ingredienti per chiudere queste festività natalizie con una grande manifestazione. Avremo anche la Befana Special, quindi molto special, tanta confusione, tanto divertimento, sorprese per tutti, non solo per i bambini, perché ci sarà veramente qualcosa di speciale quest'anno. Siamo davvero delle mamme e Befane special. Per tutto il pomeriggio verranno serviti poi cioccolata calda e vin brûlé con un'offerta minima che sarà devoluta alla casa di fuga per le donne vittime di violenza del comune di Padova. Realizzatori e animatori della grande pira saranno come sempre i vigili del fuoco. Anche quest'anno, ormai da 15 anni, siamo impegnati in questa attività, la facciamo con la felicità nel cuore, la felicità di portare, come dire, un po' di allegria ai bambini del Padova e provincia. L'accensione puntuale alle 18 nel Lobo davanti Santa Giustina, uno spettacolo irrinunciabile nonostante i dati allarmanti sulla qualità dell'aria. Il comune però rassicura padovani e spettatori. I materiali che bruciamo sono materiali che non producono fumi inquinanti, polveri inquinanti, ma tante sono le iniziative che l'amministrazione comunale sta mettendo in campo per contrastare l'inquinamento. La Befana, oltre a carbone e dolci, quest'anno ha portato anche i soldi per una nuova linea di tram. Siamo in chiusura, vi ricordo fra pochissimo, ore 13, è il giovedì, quindi appuntamento con la CGIL, quindi taccuino per segnarsi tutte le novità e tutti i consigli. Il titolo è Lavoro e pensione, obiettivi 2018, in studio Giacomo Vendrame, segretario della CGIL di Treviso, provincia di Treviso, e Lorenzo Zanatta dello SPCGIL pensionati, sempre di Treviso. Questa sera 20 e 10 ed è un appuntamento importante e speciale perché con oggi sono i 10 anni esatti, era il 4 gennaio del 2008, i 10 anni della tragedia di Los Roques con l'aereo che si inabissò nei mari del Venezuela con la famiglia, non solo, ma anche la famiglia Durante Guernieri a bordo. 10 anni di battaglie, di lutti, di dolore e di rabbia. Questa sera ospite a 20 e 10 è Romolo Guernieri, il papà di Bruna, che morì 10 anni fa con il marito e le figliolette. Un Romolo Guernieri che non ha mai smesso di chiedere con forza e con rabbia di poter riavere indietro le salme dei suoi cari. Appuntamento dunque stasera con 20 e 10 e Romolo Guarnieri. Adesso vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito. Arrivederci.
Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevale il bel tempo sulle nostre regioni, tuttavia con frequenti riduzioni della visibilità sulle pianure. Vediamo insieme il dettaglio del 4 gennaio. Sul Veneto foschie, nebbie e nubi basse sulle pianure meridionali nella prima parte della giornata, ma con tendenza al rasserenamento. Bel tempo altrove con ampio soleggiamento dove il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -2 e +2 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino qualche foschia, nebbie e nubi basse sulle pianure del Pordenonese, ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento sui restanti settori con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori minimi tra -1 e 2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza buono, con ampio soleggiamento, cielo poco o parzialmente nuvoloso sul Trentino, un po' più instabile sull'Alto Adige con nevicate diffuse sui rilievi oltre i 1000 metri di quota. Le temperature massime saranno comprese tra -1 e 3 gradi, minime tra -5 e 2 gradi. Il mare sarà quasi calmo sulle coste, poco mosso invece al largo, i venti deboli da nord sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.